Come le migliori barzellette che iniziano con 3 persone diverse, abbiamo un bresciano, un bergamasco e un giuliano. Bravo. Quale dei 3 sopravviverà? Tutti, perché abbiamo 3 bottiglie di vino. Siamo perfetti. Quindi non può che andare male. Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia di Michael e Fede. Eccoci, buongiorno a tutti. Che è bello carico. Siamo in Val di Fassa, in particolare oggi raggiungeremo il bivacco Zeni che si trova nel gruppo del Vallaccia. Stiamo prendendo il sentiero numero 615 che ci dovrebbe portare appunto al bivacco. Ci vediamo dopo, buona visione. My thoughts are getting loud in a quiet room. A stranger next to me, but with your perfume. I don't know if we're done, you tell me what is true. Don't wanna see myself here without you. Don't wanna fool around, but what else should I do? I'd rather be with him if I can't have you. Sorry if I'm needy, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. Sorry if I'm needy, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. Arrivati al bivacco Zeni, oggi c'è una giornata splendida, quindi veramente abbiamo una vista super bella attorno. Qui abbiamo il bivacco, dietro il bivacco Sassopiatto e Sassolungo e dietro di me tutto l'anfiteatro del Vallaccia. I ragazzi li ho già persi perché tra foto, Instagram e compagnia bella non li ferma più nessuno. Selfone, Fede che sta rispondendo alle sue ragazzine. Adesso mangiamo però che abbiamo fame, eh. Fede ha portato una borsa esclusivamente per l'aperitivo. Un po' di speck, un salame al tartufo, un formaggio ubriacone perché con 3 bottiglie di rosso Non potevamo che avere questo. l'ubriacone. La piadatina. No, poi c'è portato un po' di dolce, un po' di frutta secca, un po' di frutta disidratata. Buona, top. Va bene, eh? Questo? Sì, dai. Viva! Cin, Cin. la vostra. Sorry if I'm needy, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. Sorry if I'm needy, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. We both know how it ends, so what's the point? Allora, perché facciamo questa cosa? Non perché abbiamo dei problemi, ma perché i materassi dei bivacchi spesso sono usati da persone che non sappiamo che condizioni igieniche avessero, quindi ci tuteliamo e li lasciamo fuori a prendere un po' d'aria e li sbattiamo per evitare che ci siano sopra parassiti vari o comunque polvere, che non fa bene dormire per 7-8 ore immersi nella sporcizia. Quindi prendono un po' d'aria così si rigenerano, come noi d'altro canto. Giusto, Fede? Giusto. Senti che ossigeno. Senti che ossigeno. Sorry if I'm needy, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. Sorry if I'm needy, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. When you tell me, when you tell me I need you. When you tell me, my thoughts are running wild. Tell me that I need you. I beg you to let me go. Cosa non si fa per un time lapse? Incredibile, veramente. I've heard it all before. Building it up, then you let it fall. I beg you to let me go. Sono 10 alle 8, è l'ora di cena. Prima aperitivino, come abbiamo fatto a pranzo, e poi un bel risottino. Questa volta faremo il risotto Scotti 2.0 con aggiunta di salsiccia. Vediamo come viene. My thoughts are running wild when you tell me that I need you. When you tell me. Com'è? Stellato. Minchia.
Formaggio fuso approvato. Casera, Lombardia, attenzione qua. Cing. Ultimo, parliamone. Abbiamo ancora una bottiglia da scolare. Non finisce bene stasera. Doveva arrivare prima o poi il momento risottino. Ed è arrivato. Formaggi e salsiccia che metteremo a parte. Vediamo che questo esperimento come esce. Com'è? Spettacolare. Risotto Scotti 2.0 approvato. Adesso andiamo a letto, GoPro fuori, ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Notte. We both know how it ends, so what's the point? I was always there just to feel your voice. You told me that it's done. Buongiorno, notte passata molto bene qui al bivacco Zeni. Siamo stati benissimo. Io all'interno del sacco a pelo ho dovuto dormire in mutande e maglietta perché altrimenti avevo troppo caldo. Adesso c'è colazione, facciamo qualche ripresina col sole che esce e poi torneremo giù. Sorry if I'm needy. My thoughts are running wild when you tell me that I need you. Sorry if I'm needy. My thoughts are running wild when you tell me that I need you. When you tell me, when you tell me I need you. When you tell me, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. Bene, bivacco pulito, zaini preparati. Adesso vi faccio fare un piccolo tour del bivacco che comunque è minuscolo, quindi non c'è tantissimo da vedere. Lo faccio vedere oggi che è tutto bello pulito, ordinato, perché ieri quando siamo arrivati c'era un po' di casino. Allora, il bivacco dispone di 4 posti letto e sufficienti coperte. Poi c'è la possibilità per un quinto anche di dormire perché c'è un materasso in più che eventualmente si può mettere in mezzo. Ci sono delle mensole su cui ci sono delle carte, qualche candela, il libro delle firme, trattato un po' male, la scopa per tenere pulito. Di qua abbiamo delle mensole invece con il pentolino, una bombola a gas, i bicchieri e ho lasciato anche qua i sottobicchieri e le spille, se qualcuno li volesse. Bene, chiudiamo e siamo pronti per tornare giù. Sorry if I'm needy. My thoughts are running wild when you tell me that I need you. Sorry if I'm needy. My thoughts are running wild when you tell me that I need you. When you tell me, when you tell me I need you. When you tell me, my thoughts are running wild when you tell me that I need you. Tornati alla macchina, com'è andata? Bene, dai. Bene? Benissimo. Divertiti? Facile. Mangiato, Bevuto? bevuto. Acqua? No. No, per niente. Perché il muratore bergamasco, prima di staccare da lavoro, prende il cemento e fa così. Deve far vedere che ha lavorato, Facciamo un video alla bella addormentata nel bosco. Com'è che si apre? Matteo, fai vedere a Daniele come cazzo si cucina in montagna. Altro che il risotto della Così si cucina, Dani, impara. Vai. Ah, tutto quello che finisce per no? E ci fermiamo qua, no? La colazione dei campioni. Belli questi cuscini. Santo Aulin. È un po' come la Bene, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao. When you tell me, my thoughts are